poi cos'è successo? Un Ken che ha fatto questa esultanza, ti ho visto anche che sei subito corso da lui per calmarlo evidentemente. Ken sa che quando si fa gol deve pensare a esultare, basta con la squadra abbracciarci tutti insieme, è stato un episodio e sa anche lui che poteva fare qualcosa di diverso e basta, guardiamo avanti. Visto che hai anche fatto un gesto di scuse verso i tifosi, ti chiedo però per capire, perché noi a bordo campo abbiamo avuto delle percezioni, ma voi in campo evidentemente di più, abbiamo visto anche il nervosismo di Matuidi, avete sentito qualcosa, qualche coro, qualche fischio, qualcosa in particolare? No, c'è stato il burrazzista al gol dopo l'esultanza di Ken, Blaise si è arrabbiato, ma credo che la colpa sia più a 50-50, Moise ha sbagliato e la curva ha sbagliato. Detto questo, sappiamo che noi dobbiamo essere d'esempio e guardare avanti, perché dobbiamo crescere tutti quanti, noi giocatori come sistema calcio, per sia anche in queste cose. No, caro Bonucci, non ci siamo proprio. Ken non ha sbagliato niente. Ken ha avuto una reazione perfetta. Andare sotto la curva e stare così fermo per me non è una provocazione, è la risposta ai burazzisti con la calma di un ragazzino che ha 19 anni e che invece di dare addosso e rispondere sta là a dire: io vi purgo così, voi fate i burazzisti, io vi purgo così. Perfetto. Kean non ha sbagliato niente. E mi ricollego alle reazioni che si stanno avendo in giro, per esempio su Twitter. Vedo cose del genere: Kean, per questa volta ti perdono, ma per la prossima esultanza a Cagliari impara dal maestro. No, non si fa così. Questo che dice: vi è andata bene, Kean è stato educato. No, quindi, cari tifosi che state su Twitter e vi state divertendo, che Kean doveva... Caro Bonucci che dai la colpa un po' a lui e un po' agli altri, no, il razzismo non va bene mai, e oggi è importante dirlo perché io la partita non l'ho vista, quindi non ti so dire se i buci sono stati per tutta la partita. Vedo su Sky che parlano di un paio di episodi isolati quando ha preso la palla Kean verso il finale. Kean, episodi isolati, non tutto lo stadio, perché molti su Twitter stanno facendo il paragone con Koulibaly eccetera eccetera, e tutti dicono ma nessuno ne parla. Non è vero, ne stanno parlando tutti, quindi sul fatto che nessuno ne parla vi piace dirlo, ma non è vero, ne parlano tutti ed è giusto che se ne parli, ed è giusto che si condanni chi tra la tifoseria dei cagliaritani ha fatto questa cosa qua, e si può anche individuare, sono convinto che si possa individuare, oggi si può. C'è un'immagine di uno che fa la cosa della scimmia, si può individuare, lo prendi e lo sbatti fuori per sempre. Ciao, te le vedi a casa le partite. Non va bene. Bonucci, sei cretino. Tifosi su Twitter che dite che invece doveva esultare alla Cristiano Ronaldo, siete cretini, e Ronaldo non è un buon esempio, perché non si fa così, non si provoca la tifoseria. Questa di Kean non è una provocazione, anche tanto più che arriva dopo aver ricevuto i burazzisti. Non credo che i burazzisti siano avvenuti dopo. Se è così, allora si può parlare di provocazione, che tu vai là, invece di esultare coi tuoi compagni, invece di esultare verso la curva dei tuoi tifosi, se non è successo niente prima, allora quella è una provocazione. Che cazzo ti metti a fare davanti ai tifosi del Cagliari così a petto in fuori? Quella è una provocazione. Ma se hai ricevuto dei burazzisti prima, e credo proprio di sì, perché anche Matuidi era nervoso ed era successo anche l'anno scorso a lui o qualche anno fa, non è una provocazione, è una risposta giusta, è una risposta matura, e la risposta matura viene dal più giovane di tutti i ragazzi di colore che abbiamo in Italia, tra l'altro è pure italiano. Cioè, volendo essere razzisti, lasciamo perdere, perché voi non avete idea, voi che fate questa cosa qua, non avete proprio idea cosa significa, e dovreste. Infatti ho letto qualcuno ha detto Kean è più italiano di voi. Razzismo anche lì. Ce la facciamo a mettere tutto in un calderone e condannare tutto senza fare due pesi e due misure? Sarebbe anche il caso di farlo, sarebbe il caso di cominciare, perché non se ne può più. Kean non si condanna, ha fatto buono e non doveva fare altro che quello. La superiorità sarebbe stato che dopo il gol vai verso la tua curva o esulti con i compagni senza cagarli proprio, lì sarebbe stata la superiorità assoluta, proprio a dire non vi sento proprio,
io faccio il mio mestiere, segno una continuazione per la mia squadra, per la mia carriera, non vi sento ma quella è una superiorità che puoi chiedere a un campione come Cristiano Ronaldo, a gente di 30 anni, gente che è navigata, che ne ha subite, eccetera eccetera. Keane a 19 anni ha avuto una reazione perfetta, niente altro da dire. Da New York Valerio Fluido è tutto, e commentate sotto, voglio proprio sentire che cosa ne parlate. Inutile fare il paragone con Koulibaly, non paragoniamo niente. Ogni episodio va visto come episodio a sé stante e va condannato. Non ha importanza se la maglietta sta qua o un'altra. La maglietta non c'entra, il colore della pelle c'entra, perché si attaccano quelli là, e a volte invece si attaccano le estrazioni sociali, l'appartenenza nord-sud, queste. Troppi razzisti in Italia, è una roba che mi fa vomitare. Non siete buono proprio. Questo è il calcio femminile, ma è anche il razzismo, perché le donne subiscono tante cose anche loro. Quindi. In conclusione, mi sarebbe piaciuto sentire delle condanne nette per il gesto di Cristiano Ronaldo, che per me resta di una volgarità assoluta, molto diverso da quello di Simeone, per molti motivi. Simeone verso i propri tifosi, Cristiano Ronaldo verso i tifosi avversari. Simeone mostra i coglioni, Cristiano Ronaldo fa il gesto di fatemi un buchino o di ve l'ho messo in culo, a seconda di come. Molto diverso. L'hanno voluto trattare pari, non ho sentito condanne in Italia, ma adesso sento qualcuno che dice, capito, ma Keane ha provocato, Keane non deve provocare, Keane non deve reagire. No, prendetevela con Cristiano Ronaldo, lasciate stare sto guaglione. Keane non ha fatto niente di grave. Cristiano Ronaldo mi ha deluso tantissimo, perché da un campione come lui mi aspetto ben altro. Keane, pollice in su, mettete il like per Keane. Cristiano Ronaldo